7 persone sono state indagate per frode, inadempimenti nel servizio mensa in diverse scuole della regione. Collaborano a vario titolo con la Sodexo, con cui il comune di Udine ha rescisso il contratto nei giorni scorsi. È durata poco la latitanza del 52enne albanese che lunedì a Bibione ha sparato a 3 persone, ferendone gravemente una. Riconosciuto da un cittadino, è stato arrestato alla fermata del bus a San Michele al Tagliamento. Il Tribunale di Udine ha assolto con formula piena i 3 infermieri accusati di maltrattamenti nei confronti di alcuni ospiti della comunità Pier Giorgio a Tolmezzo, tra le contestazioni quella di aver chiuso in soffitta disabili psichici. Proroga per 3 mesi degli azzeramenti degli oneri generali di sistema per luce e gas a favore di famiglie, negozi e piccole imprese per evitare i rincari dal 30 al 50%, via libera del governo al decreto bollette. Da Ascoli, frenata sulla trattativa per Dario Saric, pupillo di Sottili, il DS Valentini a Telefriuli, buoni rapporti con l'Udinese, ma non ci hanno mai chiesto il giocatore. Buonasera e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca. Frode nel servizio mensa in diverse scuole del Friuli Venezia Giulia. Controlli a tappeto da parte dei NAS di Udine. 7 le persone indagate che a vario titolo collaborano con la Sodexo. Nei giorni scorsi, a fronte di evidenti inadempienze, consensualmente con il comune di Udine aveva rescisso il contratto con la stessa multinazionale. Vediamo il servizio. Inadempimento e frode nelle pubbliche forniture nella forma aggravata trattandosi di alimenti. Sono questi i reati che i carabinieri del NAS di Udine ipotizzano nei confronti di 7 persone che a vario titolo e con responsabilità diverse collaborano con la multinazionale Sodexo, alla quale diversi comuni del Friuli Venezia Giulia hanno affidato in appalto il servizio di ristorazione delle scuole dell'infanzia e primarie. Soltanto qualche giorno fa Udine aveva interrotto in maniera consensuale il rapporto con la stessa Sodexo, rilevando troppe inadempienze rispetto al capitolato d'appalto. Oggi i carabinieri del NAS hanno eseguito nelle province di Udine, Padova, centro di riferimento per il Triveneto, e Milano, quartiere generale della società per quanto riguarda l'Italia, 9 decreti di perquisizione. L'attività investigativa, attraverso numerose ispezioni effettuate nelle mense delle scuole, l'analisi dei documenti di gara, delle forniture, delle derrate alimentari e attrezzature, ha consentito ai carabinieri, coordinati dalla Procura di Udine, di raccogliere elementi indicativi di una continua e generalizzata violazione delle clausole di appalto dei servizi affidati alla multinazionale. È durata pochi giorni la latitanza del 52enne albanese che lunedì a Bibione aveva sparato a 3 persone ferendone gravemente una. L'uomo, riconosciuto da un cittadino, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri alla fermata dell'autobus a Cesarolo di San Michele al Tagliamento. È terminata questa mattina alla fermata del bus di Cesarolo la fuga di Arthur Haxiu, 52 anni, l'albanese ricercato per aver ferito 3 persone lunedì a Bibione. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri di Portogruaro insieme ai militari di Latisana. L'uomo era a bordo di un autobus della tratta Portogruaro-Latisana a San Michele Bibione ed è stato riconosciuto, grazie alla fotosegnalazione divulgata nei giorni scorsi dai carabinieri stessi, da un cittadino che ha subito contattato il 112, dando continua indicazione su quale fosse il bus e dove si trovasse. I carabinieri hanno individuato il mezzo e nel momento in cui il 52enne stava scendendo a Cesarolo sono intervenuti prontamente. L'uomo alla vista dei militari come gesto estremo si è cosparso di benzina contenuta in una piccola tanica che portava al seguito ma è stato bloccato dai militari. In attesa di essere trasferito in carcere è stato accompagnato in caserma a Portogruaro. Haxiu è accusato di tentato omicidio. Uno dei feriti, 30enne suo connazionale e socio, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale All'Angelo di Mestre in gravissime condizioni, colpito al volto da un proiettile. Gli altri 2 feriti, colpiti di striscio ad un braccio e l'addome, non sarebbero in pericolo di vita. Multe per 50.000 euro sono state comminate a 6 persone per l'utilizzo improprio di pesticidi tra i campi a vite e a mais del Friuli. Dai controlli effettuati dagli operatori del Noava e dai forestali della stazione di Coseano durante il mese di giugno, imprenditori agricoli e dipendenti sono stati sorpresi a utilizzare fitofarmaci nonostante fossero sprovvisti del patentino necessario per vendere, utilizzare e possedere prodotti fitosanitari. Tutti e 6 sono stati multati con ammende da oltre 6.000 euro per 50.000 euro complessivi. Visti gli esiti delle ispezioni, la Forestale invita produttori, aziende agricole e associazioni di categoria a porre la massima attenzione alle disposizioni in vigore. Il Tribunale di Udine ha assolto i 3 infermieri accusati di maltrattamento nei confronti di alcuni ospiti della sede tolmezzina della
Comunità Piergiorgio. Soddisfatti i difensori Remo Anzovino e Alessandro Darè. Tutti assolti con formula piena. È finito così il processo in tribunale a Udine ai 3 infermieri ex dipendenti della sede tolmezzina della Comunità Piergiorgio, accusati di aver maltrattato alcuni disabili psichici tra il 2008 e il 2015. Il giudice Daniele Faleschini Barnaba ha assolto Marta Francescato, 78 anni di Tolmezzo, con la formula il fatto non costituisce reato. Il 44enne tolmezzino Nevio Adami e la 58enne di Ovaro Marta Martinis invece sono stati assolti per non aver commesso il fatto. In particolare Marta Francescato era accusata di aver chiuso in una stanza o legato le vittime o di aver messo loro le mani addosso. L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato in maniera piena, il giudice nella sua sentenza di assoluzione piena lo ha confermato, cioè ha dimostrato che c'erano delle situazioni di persone con una malattia psichiatrica che portava ad accessi di rabbia incontrollabile, imprevedibile, e che quei pochi episodi erano degli episodi solo ai fini di evitare che altri pazienti potessero farsi male. Noi eravamo convinti dall'inizio che tecnicamente non sussistesse reato, e quindi la soddisfazione anche nella formula assolutoria, perché ovviamente con il 530 primo comma, quindi di fatto non sussiste la massima formula. Processo molto difficile proprio perché affrontava questo tema della contenzione, tema che purtroppo è stato scarsamente affrontato dal legislatore, fortunatamente meglio affrontato dalla giurisprudenza. Ancora a cronaca, grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in località Costa di Aviano per cause al vaglio dei carabinieri di Fontana Fredda. Un 19enne di Pordenone nel percorrere la ex strada provinciale 29 ha perso il controllo della propria moto ed è finito fuori strada. Sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuta un'ambulanza del 118. Il giovane, che ha riportato numerosi traumi, è stato trasportato all'ospedale di Pordenone. Una scooterista di 49 anni è rimasta ferita in modo serio dopo essere stata tamponata da un'auto questa mattina a Sacile. L'incidente è avvenuto in Viale Trento alle 6:50. Lo schianto si è verificato quando il motociclo ha tentato di svoltare nel parcheggio di una ferramenta. La donna, capitombolata sull'asfalto a diversi metri di distanza dal luogo dell'impatto, è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso di Pordenone. Incidente tra 3 auto poco prima delle 8 di questa mattina a Buia lungo la Osovana. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra la statale 49 con via Vidisette e via Neveons davanti al bar Zanzibar. Una vettura a seguito dello schianto semifrontale si è ribaltata sulla sua fiancata destra, 5 le persone coinvolte dal sinistro. I feriti, di cui uno più grave, sono stati tutti trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto è intervenuto il 118 con 2 ambulanze e l'elicottero regionale. E si è unito civilmente con un italiano per il permesso di soggiorno. Così un albanese di 57 anni è stato condannato dal Tribunale di Udine a 1 anno e 2 mesi di carcere. Aveva contratto un'unione civile con un italiano, pagandolo per ottenere il permesso di soggiorno. Per questo il giudice Daniele Faleschini Barnaba ha condannato un 57enne albanese a 1 anno e 2 mesi di reclusione, pena sospesa. Il PM Luca Spinazzi aveva chiesto 2 anni di carcere. L'uomo era accusato di falso sia per aver indotto in errore nell'agosto del 2019 l'ufficiale dello Stato civile del comune di Udine con la richiesta di costituzione dell'unione civile, sia per aver istigato il compagno, allo scopo di ottenere il permesso di soggiorno, a consegnare in questura una falsa dichiarazione sulla composizione della nuova famiglia. Il difensore dell'uomo, l'avvocato Francesco Dall'Asta, ha annunciato appello. Per l'unione civile, spiega il legale, non è prevista l'affezionalità tra i 2 contraenti, ma solo che si tratti di persone dello stesso sesso. Non c'è stato alcun falso, conclude. Ennesimo rintraccio di richiedenti asilo a Pontebba. Appena fuori dal centro abitato questa mattina i carabinieri di Tarvisio, su segnalazione di alcuni cittadini, hanno fermato 13 migranti, 8 bengalesi, 2 egiziani e 2 pakistani. Tutti sono stati trasferiti tra la caserma Cavarzerani di Udine e il centro Aedis di Pasian di Prato. Nell'ultimo mese nel territorio di Pontebba i rintracci sono stati una cinquantina. Passiamo adesso alla politica. Duro scontro tra maggioranza e opposizione nell'aula del Consiglio regionale sul futuro dell'ex ospedale di Sant'Osvaldo.
Chi dichiara che sull'ex ospedale di Sant'Osvaldo finora non sia stato fatto niente dimostra una grave mancanza di rispetto nei confronti di tutte quelle persone che si stanno impegnando per arrivare entro la fine della legislatura a un'idea puntuale sulla progettualità. Il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi è andato all'attacco durante i lavori della terza commissione consigliare, dove si è parlato della riqualificazione del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico a Sant'Osvaldo a Udine. Riccardi ha spiegato che in questo momento si sta lavorando e si sta concertando il progetto. Stiamo portando avanti un'operazione complessa, ha detto, in quanto puntiamo a far coabitare una serie di interessi diversi: la salute mentale, le dipendenze, l'inclusione, l'integrazione sociale, i servizi sanitari territoriali, il valore storico e culturale, la formazione fino alla valorizzazione del bene architettonico e della sostenibilità ambientale. Maria Grazia Santoro del Partito Democratico è andata all'attacco. L'unica cosa avvenuta è stato il positivo intervento dell'Università di Udine, che attraverso i suoi studenti ha realizzato alcuni master plan. Lo stesso DG dell'ASO-FC, Dennis Caporale, ha confermato che la progettazione è ancora da assegnare. Simona Liguori dei Cittadini ha chiesto un cronoprogramma preciso, sottolineando come debba diventare un luogo dove abbattere lo stigma della salute mentale e valorizzare la cooperativa e le associazioni impegnate sul campo. Infine Furio Onsel di Open FVG ha sottolineato i ritardi con lo stralcio dell'accordo di programma tra Comune e Regione, datato 2017. I numeri della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati superati i 400.000 contagi Covid dall'inizio dell'emergenza pandemica. Il dato è emerso dopo che nelle ultime 24 ore in regione sono state registrate ben 1.928 nuove positività attraverso 7.681 tamponi. Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 7, mentre i pazienti ospedalizzati negli altri reparti Covid salgono di una unità a 156. Oggi inoltre si registra il decesso di una persona a Gorizia. E i casi sono raddoppiati in una settimana e aumentano anche le ospedalizzazioni. I dati della Fondazione Gimbe segnalano la ripresa del vigore della pandemia in tutta Italia e naturalmente anche in Friuli Venezia Giulia. Più 46,3% dei casi da una settimana all'altra nel solo Friuli Venezia Giulia, con l'incidenza schizzata dai 500 della settimana precedente ai 1.063 su 100.000 abitanti dell'attuale. La Fondazione Gimbe lancia l'allarme: il Covid sta tornando a far sentire la sua voce. La curva delle positività è in netto rialzo e le province regionali fanno segnare un netto segno più. Gorizia, che la settimana prima era maglia nera nazionale, fa segnare una crescita del 58,5% dei nuovi casi, seguita a brevissima distanza da Pordenone, male anche Trieste e Udine. Ma quello che fa alzare il livello d'attenzione è la crescita, seppur lieve, delle ospedalizzazioni. Al 4,6% la percentuale di occupazione delle terapie intensive, con prima soglia di rischio al 10%, mentre al 12,5% quella delle aree mediche, con in questo caso la soglia di attenzione al 20%. 3 regioni hanno già superato questa prima soglia, che mesi fa avrebbe significato zona gialla. Parliamo ora dei rincari dell'energia, giornata di tensione nel governo. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Federica, chiede responsabilità, mentre nell'ultimo decreto a livello nazionale sono state varate misure per supportare imprese e famiglie nel caro bollette. Proroga dell'azzeramento degli oneri generali di sistema sulla bolletta della luce e del gas per famiglie, negozi e piccole imprese anche nel prossimo trimestre, per evitare rincari dal 30 al 50%. Via libera ai prestiti per aumentare lo stoccaggio di gas alle imprese del settore. E poi le variazioni di bilancio. Sono 3 i provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri oggi e presentati dal Premier Mario Draghi, che ha anche parlato della situazione della crisi idrica, la più grave negli ultimi 70 anni, e per questo da lunedì, quando arriveranno, saranno approvati i piani di emergenza delle regioni del nord, compreso quello del Friuli Venezia Giulia. Draghi ha anche chiuso a possibili crisi di governo, nonostante i malumori di Conte e del Movimento 5 Stelle, senza i quali il governo, che non subirà rimpasti, non può esistere. E poi ci sono le proteste del centrodestra su Ius Schole, sul quale il PD ha detto di voler andare avanti, e sulla cannabis. Il presidente della regione, Massimiliano Federica, questa mattina ha chiesto un ulteriore step per quanto riguarda il caro bollette, con misure a livello europeo, con un tetto sui costi delle forniture, mentre sul tema delle tensioni nel governo il governatore auspica che si arrivi a naturale scadenza. Spero che sia una responsabilità da parte di tutti, perché in questo momento noi dobbiamo tenere compatto il Paese su le misure importanti, appunto il caro energia. Abbiamo una guerra in corso, una situazione molto difficile. Mi auguro che tutti siano questi e non vengano portati in aula temi di discussione divisivi. Questa è una maggioranza non politica, ma una maggioranza di emergenza nazionale. E quindi spero che tutti abbiano la sensibilità di non cercare di mettere in difficoltà
con presentazioni di leggi o proposte di leggi che sono estremamente divisive e che anche personalmente io non condivido. Con le variazioni di bilancio in discussione nelle prossime settimane in Consiglio regionale arriveranno sostegni anche per le imprese. 40 milioni di euro che serviranno per abbattere il costo dell'energia e dare respiro alle micro e alle PMI del Friuli Venezia Giulia. La misura è contenuta nelle variazioni di bilancio che completeranno il percorso in Consiglio regionale entro luglio. È una dimostrazione concreta, importante, come ha detto lei, di quanto l'amministrazione regionale è vicina al mondo delle imprese del Friuli Venezia Giulia. L'abbiamo dimostrato durante la pandemia, lo stiamo dimostrando ora dove le imprese si trovano a dover affrontare questi significativi aumenti del dovuti al caro energia. Potranno fare richiesta a praticamente tutte le realtà economiche che hanno registrato un aumento del costo dell'energia del 30% nel primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Basterà l'autocertificazione e la procedura sarà rapidissima. Le aziende coinvolte, quasi 53.000, fanno parte di tutte le categorie, dal mondo del commercio a quello della manifattura, dalla ristorazione alla ricettività, ma anche agenzie di viaggio, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento. In Friuli Venezia Giulia la sicurezza passa attraverso il sistema di controllo delle telecamere in rete. Attualmente sono 3.000, ma il loro numero è destinato a salire a 4.000 e saranno controllate da un'unica centrale operativa nella sede della Protezione Civile di Palmanova. Una centrale operativa unica con una rete di telecamere di videosorveglianza interconnesse da cui monitorare tutto il territorio. È quanto si prefigge la Regione con il primo progetto di questo genere in Italia che punta a garantire ai cittadini un sistema di sicurezza integrato che, partito nel 2019 con l'approvazione della legge regionale 13, ha previsto l'interconnessione di tutte le sale operative di polizia locale e delle forze dell'ordine. Il fulcro del sistema è la sala operativa della Protezione Civile di Palmanova, dove già confluiscono informazioni utili a monitorare il territorio in caso di emergenza. Oggi contiamo, si stima, circa 4.000 telecamere, 3.000 già censite ma 4.000 presenti sul territorio regionale, praticamente tutte finanziate dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Metterle in rete ha aspetti di rilevanza notevoli, sia dal punto di vista della sicurezza, perché questo permette per esempio di poter visionare il territorio. Mettere in rete quei sistemi vuol dire permettere delle indagini più facili. Attualmente l'80% dei comuni ha fornito alla Regione ad Insieli i dati necessari a ricostruire una mappa di tutte le telecamere collocate sul territorio regionale, fra questi Udine. Adesso abbiamo un'ottantina di telecamere operative e con il nuovo appalto andremo a raddoppiare più o meno. Siamo all'economia. L'ufficio studi di Confindustria Udine ha pubblicato l'analisi del sentiment di imprese e consumatori della provincia. Dati positivi quelli del settore produttivo, molto meno invece quelli delle famiglie. Migliora la fiducia delle imprese, cala quella dei consumatori. È questa l'analisi che l'ufficio studi di Confindustria Udine fa sui dati Istat per l'Italia a giugno 2022. Una fiducia molto marcata in provincia di Udine, dove l'81% delle imprese intervistate è orientato al mantenimento dei risultati positivi del primo trimestre, con il 17% che invece si aspetta addirittura un aumento. Dalla conferma di questo sentiment passa la stima per il PIL, atteso in crescita del 3%. Ma la conferma del trend è di per sé una sfida, visto l'aumento dei costi energetici e delle materie prime ed un mercato che si preannuncia particolarmente difficile da leggere nel prossimo futuro. Proprio l'aumento dei costi, finora ridotto per il prodotto finito ma che tenderà sempre più ad aumentare, riduce la fiducia del consumatore, con già un impatto pesante sui redditi più bassi, che hanno visto notevolmente ridursi la propria capacità di acquisto. E questa mattina a Trieste è stato presentato il borsino immobiliare, vediamo com'è andata. I numeri sono ottimi, il mercato immobiliare dopo anni di stagnazione sta facendo registrare performance importanti in tutta la regione, con compravendite nelle località balneari ma anche nei centri storici e nelle zone collinari. La FIAIP ha tracciato un quadro incoraggiante, frutto anche del 110%, su cui il futuro però c'è un pesante interrogativo. È stato un impatto importante e noi speriamo che diventi strutturale questo 110%, perché ha spinto molto il mercato. Ci sono state delle discrasie ma marginali e il Friuli Venezia Giulia sta andando veramente bene, sia le città balneari, le città turistiche, sia anche le 4 province.
e quindi le prospettive per il 2022 sono confermate e sono davvero buone. Michele Marconi, presidente provinciale di Pordenone, parla di un mercato brillante che prosegue il trend iniziato nel 2021, mentre a Udine, conferma Luca Macoratti, dopo il Covid il trend di interesse si è spostato dalle periferie e dai paesi verso il centro storico. I prezzi nel capoluogo friulano passano da 4.000 euro al metro quadro della zona pedonale sul nuovo ristrutturato ai 250 euro al metro quadro per un immobile da ristrutturare nella periferia sud ed est. E di mercato immobiliare e mutui con consigli su come muoversi a fronte del rialzo dei tassi si parlerà stasera nel corso di Economai FVG a partire dalle 21. Ospiti in studio il vicepresidente nazionale FIAIP Leonardo Piccoli, il direttore regionale di Crédit Agricole Friuladria Massimo Ritella e il presidente di Federconsumatori FVG Angelo D'Adamo. Voltiamo pagina, uno spazio per misurazioni di altissima precisione al servizio delle imprese del territorio e la sala metrologica inaugurata oggi nel laboratorio di meccatronica avanzata nell'Università di Udine. Uno spazio per contribuire alla produzione a zero difetti, la nuova sala metrologica per misurazioni di altissima precisione allestita nel laboratorio di meccatronica avanzata LAM FVG nell'UniUd Lab Village dell'Università di Udine è inaugurata oggi. Dotata di attrezzature avanzate del valore di 400.000 euro, è destinata alla ricerca e allo sviluppo anche con aziende manifatturiere del territorio dei settori automotive, medicale e metalmeccanico. È una sala nella quale noi riusciamo a completare la fase di prototipazione andando a misurare i pezzi che vengono prodotti sia con tecnologie innovative come la stampa 3D che con tecnologie convenzionali. Sono tecnologie molto importanti per le aziende che vogliono produrre pezzi di precisione, in particolar modo componentistica, e grazie a questa sala, che è nata da un finanziamento della regione ma soprattutto un importante contributo da multinazionale che è Hexagon, siamo riusciti appunto a portare 3 diverse tecnologie che vanno dalla misura classica a macchine per pezzi complessi o pezzi di altissima precisione. La sala metrologica sarà utilissima alle aziende anche per lo sviluppo di nuovi prototipi. Il fatto di disporre all'interno dell'università di queste attrezzature, specialmente per le piccole imprese che non hanno la possibilità di acquisire direttamente attrezzature di questo livello, è quello di poter sperimentare e sviluppare tutta una serie di tecnologie venendo supportati direttamente da competenze. Prosegue il percorso della staffetta per i 150 anni delle truppe alpine. In mattinata i podisti hanno raggiunto da Remanzacco il centro di Cividale. La staffetta per i 150 anni delle truppe alpine è passata per Cividale, uno dei luoghi simbolo delle penne nere. La fiaccola è partita in mattinata da Remanzacco, poi il passaggio agli staffettisti dell'8° Reggimento Alpini di Cividale nei pressi del municipio cittadino e poi ancora la deposizione della corona davanti al monumento ai caduti di fronte all'ex caserma Francescatto. La staffetta è poi proseguita alla volta del santuario di Castelmonte e del Monte Bernadia. Cividale del Friuli storicamente è sempre stata vicino alle truppe alpine, è sempre stata vicino agli alpini, anche alle associazioni d'arma, per cui per noi quest'oggi è una giornata importante. Avere la staffetta delle truppe alpine che passa, attraversa Cividale è motivo di orgoglio. Non si poteva non passare qui per Cividale, una sosta di fronte al battaglione, al monumento del battaglione Cividale, Monte Valnatisone e Monte Mataiur, una tradizione che va ben oltre quello che sono i 150 anni degli alpini, perché incarna quei valori di solidarietà, di amicizia e di pace, di famiglia che sono insiti nelle nostre terre. La staffetta alpina nel pomeriggio poi è arrivata a Gemona. Nell'ultimo tratto ha corso anche l'assessore regionale Barbara Zilli. Sentiamo allora la sua riflessione. Un passaggio, come diceva bene il vice sindaco, dal grande valore simbolico ma anche di grande attualità. La presenza delle persone che sono accorse qui lo testimonia, l'attività continua, silenziosa ma sicura dei gruppi ANA ne è un'ulteriore conferma di cui noi, figli del terremoto e della ricostruzione, soprattutto del Friuli, siamo orgogliosi. Per noi quando le penne nere si vedono passare è un momento di commozione ma anche di riconoscenza. E io guardo al cappello alpino soprattutto con lo spirito di essere una nipote, una sorella di alpini, ma soprattutto con lo spirito di chi dice che questo cappello d'alpino guarda al futuro ed è un segno di fiducia e soprattutto di appartenenza. Per la nostra regione, ma per il Friuli in particolare, gli alpini sono un simbolo dove la sua gente si riconosce e trova linfa nei momenti di difficoltà.
E la staffetta domani sarà a Udine, sabato ultima tappa con la partenza dal capoluogo friulano e l'arrivo a Trieste. E grazie alla legge regionale Salva Sagre 3 anni fa sono stati stanziati oltre 3 milioni e mezzo di euro ed è stato attivato a Villa Manin, nella sede del Comitato regionale delle Proloco, uno sportello quale punto di riferimento per tutti gli organizzatori di sagre e manifestazioni locali. La legge regionale conosciuta come Salva Sagre compie 3 anni. Dalla sua approvazione a oggi, per valorizzare sagre, feste e fiere tradizionali, la Regione ha stanziato 3.673.826 euro e per il 2023 ha messo a disposizione un ulteriore milione di euro. Ma in Friuli Venezia Giulia sono ancora molte le realtà che non conoscono le opportunità di questa legge, che prevede sostegni sia per interventi di manutenzione straordinaria delle sedi delle associazioni o delle manifestazioni, che per assistenza tecnica e acquisto o noleggio di allestimenti e attrezzature. Feste, fiere, sagre significano socialità, ma significano anche economia, perché dietro c'è un indotto importante, c'è un indotto fatto di fornitori, c'è un indotto fatto di tecnici, c'è un indotto fatto di professionisti che lavorano poi all'organizzazione e alla gestione di questi eventi. Le misure messe in atto dalla Regione comprendono anche l'attivazione dello sportello SOS Eventi, gestito dal Comitato regionale dell'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia, il cui presidente punta il dito contro la burocrazia in generale. La sicurezza, siamo fermi ancora a un decreto del 1931, sono passati 90 anni, è una normativa nazionale, bisogna assolutamente intervenire in questo settore perché altrimenti c'è il rischio che questo sistema collassi. Ed è stata presentata nel tardo pomeriggio nella cornice della Loggia del Lionello la prima assoluta di Opus Loci, il progetto che la Camera di Commercio di Pordenone e Udine ha avviato alcuni mesi fa per realizzare percorsi di valorizzazione del territorio e dei suoi operatori economici attraverso la messa in rete dei 5 siti patrimonio dell'umanità in Friuli Venezia Giulia. È un'iniziativa della Camera, la Camera collabora all'interno del circuito Mirabilia che valorizza i siti UNESCO. Voglio ricordare che l'Italia è il primo paese al mondo per numero di siti UNESCO, 59, e noi in provincia di Udine ne abbiamo ben 4. Penso che sia molto bello portandole qui nel centro di Udine. Quindi è un modo di fare promozione, però anche ricordandoci che in questo momento la cultura, e soprattutto attraverso i siti UNESCO, è un veicolo eccezionale di promozione. Opus Loci è una bellissima iniziativa dove di fatto si crea una rete tra i siti UNESCO, i 5 siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia, dove con questa iniziativa si vuole valorizzare una delle ricchezze del Friuli Venezia Giulia, vale a dire l'enogastronomia. Questa manifestazione coniuga in pratica l'arte e le cose belle con quella che è cose un po' più immanenti, ma belle anche quelle, perché si tratta di far conoscere i prodotti tipici di questi territori, che sono tanti, particolari e preparati da aziende di grande qualità. Quindi un'ottima manifestazione che parte proprio da Udine. È tutto per questa sera, dopo di noi il TG Sportivo, si parlerà di mercato, di calcio, di Udinese, di Pordenone e molto altro. A seguire il meteo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.